Son le storie in cattedra, e son le storie in cattedra, e son le storie in cattedra, e son le storie in cattedra. Yeah! Oggi parleremo del cuore. Il cuore è un muscolo involontario posto al centro del petto, grande all'incirca come un pugno. Ed è composto da l'atrio destro che raccoglie il sangue carico di anidride carbonica per spingerlo verso il ventricolo destro, che a sua volta spinge il sangue sporco verso l'arteria polmonare, verso la piccola circolazione dove si ossigena. Atrio sinistro, il sangue pulito entra attraverso le vene polmonari e viene spinto nel ventricolo sinistro, che a sua volta spinge il sangue su nella grande circolazione attraverso l'aorta. Ma come fa a passare da atri a ventricoli? Attraverso le valvole, che gli permettono di fluire in un'unica direzione. Ma vediamolo nel dettaglio. Signori e signori, la valvola più famosa, la valvola mitrale. Ma chi c'è lì dentro? Il sangue. Il sangue è composto da una parte liquida chiamata plasma, nella quale sono disciolte le sostanze nutritive e i rifiuti organici. Una parte corpuscolata formata da i globuli rossi, che trasportano l'ossigeno e l'anidride carbonica, i nostri supereroi. Wow! Yeah. I globuli bianchi, cellule incolori che hanno il compito di difendere il corpo dalle malattie, praticamente trasparenti. Le piastrine, che hanno il compito di coagulare il sangue nel caso in cui venisse a contatto con l'aria per una ferita. Il sangue, attraverso i vasi sanguigni, raggiunge tutto il corpo. Dal cuore si ossigena e si prepara al viaggio della grande circolazione. Signore e signori, su forza entrate il biglietto, allacciatevi a cintura di sicurezza perché andiamo nella grande circolazione attraverso la vena aorta. Attraverso la vena aorta il sangue viene sparso in tutte le parti del corpo. Via via la strada si restringe entrando nei capillari 10 volte più sottili di un capello. Tranquilli ragazzi, adesso si apre. Attraverso le vene il sangue viene portato lentamente nel cuore. Ma dove sono stati i nostri eroi? Vediamolo nel dettaglio. Dove sei stata? Ah, che bruciore nello stomaco. Io nel fegato, questo beve come una spugna. Quanti pensieri, quanti pensieri. Cervello. Sì. Ma cos'è questo odore nauseabondo? Cos'è? Mamma mia. Intestino tenue? Grasso. Allora tu adesso vieni con me, ti fai una bella gita nella piccola circolazione così ti dai una bella ripulita. Attraverso le arterie polmonari dove il sangue si ossigena. Il sangue si libera della anidride carbonica, si ossigena e con aria di montagna altissima, purissima. Dica, signore e signori, su forza altro giro, altra corsa, allacciate le cinture di sicurezza e allora pronti per entrare dentro la vena aorta. Via verso i capillari. Piccola circolazione, arteria polmonare. Altissima, purissima. Si fa, signori, altro giro, altra corsa e allora dentro la vena aorta. Dentro i capillari. Piccola circolazione. Arteria polmonare. Signori, altro giro.
troppo stanco e ho fatto un sacco di giri. E quanti ne hai fatti? 3. Sì. Guarda, sono 70 in un minuto. 4.200 all'ora 100.800 al giorno? e circa 3 miliardi in una vita media. Più o meno. Ma tu sei una piastrina? No, io sono un globulo rosso. Ah, va bene, allora per te è diverso. Certo. Ah sì? E perché? Vabbè, perché fra 3 mesi muori. Il cuore, mitico, ricco di fascino, che senza sosta scandisce il tempo della vita e della morte, dell'odio e dell'amore. Mio cuore, tu stai soffrendo, cosa posso fare per te? Cuore mio, e tu ci credi, no, d'amore nascerà. E ci Cuore porterà, matto, mi che conterà, ti credi mi ancora? conterà. E giorno e notte Dammi pensa 3 solo a te. parole, sole, cuore, Sei amore, andata via, dammi un bacio dimmi che la possa verità, la dare. verità, perché la verità... Cos'è sta confusione? Lo stiamo perdendo. Lo stiamo perdendo. Lo stiamo perdendo. 10, 20, 30. Libera! 10, 20, 30. Libera! 10, 20, 30. Libera! Ma cos'è successo? È sempre il solito esagerato. Io le avevo detto di stare attento. Gli ultimi 10 metri! Gli ultimi 5 metri! Avanti! 47! 48! 49! 59! Hai sete? Prendi le nostre bibite gas gas. Solo il 99,9% di zuccheri. Cosa stai facendo? Devi correre per sconfiggere lo stress! Muoviti, sconfiggi lo stress! 47! 48! 50! Metti in tavola il sapore. Prova il nostro secondo ripieno di gusto. Eggs, cheese and bacon. Cosa stai facendo? Devi spappolare quel grasso! Sbrigati! Corri! Muoviti! Corri! Corri! Muoviti! Gas, gas. Corri! Muoviti! Metti in tavola il Corri! Muoviti! Spappola il grasso! Corri! Muoviti! Spappola il grasso! Centrale cerebrale di controllo. Qui è la centrale cerebrale di controllo. Abbiamo il cuore in fibrillazione, c'è il rischio di arresto cardiaco. Il cuore non risponde più, non riusciamo più a controllare il cuore. D'altronde si sa, al cuore non si comanda. Non possiamo più fare niente dall'interno, dobbiamo mandare dei segnali di aiuto esterno. Dolore al petto, inviato. Formicolio al braccio sinistro, inviato. Pallore e sudori freddi, inviato. Non basta ancora, non basta ancora. Sta passando una signora. Oh, che bella signora, guarda che roba. Vai con lo svenimento. Madonna santa, è cascato un cristiano, manca la Ciccione, si è sentita male un ciccione. Chiamo il 118. Lo stiamo perdendo! Lo stiamo perdendo! 10, 20, 30. Libera! 10, 20, 30. Libera! 10, 20, 30. Libera! Vede, mio caro ragazzo, l'insufficienza cardiaca è l'incapacità del cuore di pompare sangue a sufficienza per rispondere a tutte le necessità dell'organismo. Per avere un cuore sano, signore, bastano dei piccoli accorgimenti, uno stile di vita equilibrato, una dieta mediterranea, movimento cauto e regolare, limitare l'uso di sale, alcol e fumo, leggere attentamente il foglietto illustrativo. Ecco qui
una serie di esami di controllo che le suggeriamo di fare al più presto. Gentilissime dottoresse. E quanto vi devo? No, noi. Va bene. È in segreteria, sono 350 euro. A testa. Ah. L'abbiamo perso. E ricordatevi che ridere fa bene al cuore. Una bella risata dilata le pareti del cuore aumentando il flusso sanguigno. E come diceva sempre mio nonno, ridere fa buon sangue. E buon sangue non mente. E son le storie in cattedra, e son le storie in cattedra, e son le storie in cattedra,